Tanto andiamo a spiegare quello che vedremo in questa prima selezione. Le ragazze andranno a sfilare prima con un abito elegante, poi le vedremo sfilare con il body. Il verdetto della giuria sarà espresso nella prima uscita, quella dell'abito elegante. Natascia partecipa a Miss Italia perché le sono sempre piaciuti i concorsi di bellezza fin da piccola. Sognava di partecipare a uno di questi per dare il meglio di sé. Questo concorso prova che sia quello giusto. Andiamo a scoprire anche perché queste ragazze vogliono partecipare a Miss Italia. Concorrente numero 1. Quindi andiamo con la concorrente numero 2. Anna Maria Susana. Lei partecipa a Miss Italia per mettersi alla prova. E insidie si presentano. Miss Italia per me non è solo la vincita di una fascia, ma è crescita personale e voglia di credere nelle proprie capacità. La concorrente numero 4, Clara Bastorio. Miss Italia per lei è l'occasione per mettersi alla prova e partecipare al concorso di bellezza è anche un'ottima cura per risollevarsi e magari ritrovare un po' di autostima che magari chissà nel corso della vita uno in alcuni momenti può anche perdere. Ecco che Miss Italia può aiutare questo, quindi è il pensiero della concorrente numero 4. Poi abbiamo la numero 5 che è Eleonora Eva Bonetto. Partecipo a Miss Italia perché oltre ad essere il mio sogno fin da bambina, parlo in prima persona ovviamente, come tutte penso vorrei rappresentare la Miss di oggi attraverso la mia semplicità e il mio carisma. E questo concorso rappresenta una bellissima sfida per mettermi in gioco e rappresentare tutte le ragazze come me. E quindi andiamo con Lisney Conradin, concorrente numero 6. Partecipo a Miss Italia perché sono sempre stato un po' restia per mancanza di sicurezza, perciò lo prendo come una sfida con me stessa. Mia madre ha sempre cercato di spronarmi, per la prima volta le ho dato ascolto e ho preso coraggio. Inoltre per me Italia significa famiglia e sono grata a questo paese. Concorrente numero 7, Alessia Silvini Milotto, arriva da Treviso. Partecipo a Miss Italia perché mi piace mettermi in gioco e mi diverto a sfidare e conoscere persone nuove. Concorrente numero 8, Elisama del Pane dos Santos Camilo. Partecipo a Miss Italia perché, per curiosità, non avendo mai partecipato a un concorso, ho voluto provare. Mi sembra un'esperienza carina. E quindi andiamo con la concorrente numero 9, lei è Valentina Favaretto di Cadoneghe. Partecipo a Miss Italia perché mi piace fare nuove esperienze e mettermi alla prova divertendomi.
sicurezza in me stessa e perché no, potrebbe essere un aiuto per diventare fotomodello. Quindi andiamo con la concorrente numero 15, Sofia Cipolla di Cadoneghe. Partecipo in Italia perché? Per fare nuove esperienze e divertirmi, anche perché è una buona occasione per sfidare le mie paure. Quindi andiamo con la concorrente numero 16, Esther di Vittorio Veneto. Partecipo a Miss Italia perché mi diverto a partecipare ai concorsi di bellezza e per poter arrivare a partecipare a Miss Italia è un grande sogno che si sta avverando. Quindi andiamo con la concorrente numero 17, Anna Perazzolo. Partecipo a Miss Italia perché è come un sogno, mi diverte, mi appassiona, una sfida con me stessa ed è un'esperienza nuova. Concorrente numero 18, Silvia Nuedini di Conegliano. Partecipo in Italia perché voglio fare un'esperienza costruttiva e perché mi piace sfidare. Spero mi dia qualche opportunità lavorativa. Numero 19 che è Francesca Marega di Sottomarina. Partecipo in Italia perché spero di essere notata per il viso e i miei capelli. Molti dicono che sono bellissimi, mi piacerebbe che un fotografo famoso mi vedesse per riuscire a fare qualcosa in questo ambito. La mia è passione, non un lavoro. Fotografi ne abbiamo tanti qui davanti, perché si sa mai. Anzia Polese, concorrente numero 20 di Rossago, provincia di Treviso. Partecipo a Miss Italia perché è un'occasione per mettermi in gioco e mi piacciono le sfide. Inoltre una bellissima esperienza. Quindi penso che arricchirà sicuramente il bagaglio culturale e personale. Concorrente numero 21, Elisa Zuini di Padova. Partecipo a Miss Italia perché mi piace come è organizzato il concorso e offre molte opportunità per vincere qualcosa. Numero 21. Andiamo con la 22, che è Martina Smania di Castelfranco Veneto. Partecipo a Miss Italia per mettermi in gioco, principalmente sono stata coinvolta da alcuni amici e mi piacerebbe dimostrare che una studentessa di giurisprudenza può avere interessi completamente diversi. E viceversa una ragazza carina non deve per forza essere vuota. Concorrente numero 23, Giorgia Rebellato. Partecipo a Miss Italia perché è sempre stato il mio sogno fin da piccolo. Quindi abbiamo la concorrente numero 24, Francesca Borca di Chiarano. Partecipo in Italia perché penso sia una bellissima opportunità e esperienza che ci